oltretutto senza andare a toccare le zone di protezione speciale, cioè il famoso Bovedo, sì. e quindi fare una linea di collegamento pulita per Portovecchio, per Barcola, che vada a toccare anche una parte del Rione Gretta con un'altra struttura, non la cabinovia ovviamente, una cremagliera. Lei ha un'idea e l'aveva già più o meno fatta intendere anche qualche mese fa. Noi ne avevamo parlato a novembre, qua venne Polacco, avevamo capito che qualcosa stava accadendo e che allora c'era solo l'ipotesi forse del tratto orizzontale. Lei disse, è una delle ipotesi, l'ha detto qui a dicembre, no? L'idea dunque non è nuova, che il progetto della cabinovia possa proseguire ridimensionato al tratto lineare. Se ne è parlato, se ne parla. Al momento pare di capire non se ne parla in uno dei luoghi più deputati a discuterne, ovvero la sovrintendenza. Per un motivo ora come ora piuttosto semplice, ma che sul tavolo della sovrintendente Ventura risulta dirimente. Non esiste cioè alcun progetto specifico in tal senso che le sia stato sottoposto. Se e quando arriverà sarà valutato, ovviamente in coerenza con tutto un progresso che però in questo momento ha un altro iter parallelo che è quello della giustizia amministrativa, quindi in questo momento mi pare assolutamente prematuro anticipare su una cosa che di fatto per noi non esiste. Ove non fosse chiaro, la sovrintendente lo ribadisce. Ripeto, in questo momento non c'è un procedimento aperto su cui noi dobbiamo esprimerci. In realtà la porta di Palazzo Economo potrebbe dischiudersi ad un'analisi. L'eventualità, la stessa dottoressa Ventura lo fa intendere, dovrebbe essere considerata all'interno di un discorso più ampio, sotto certi aspetti già aperto, ma che a sua volta impone di muoversi con un'estrema cautela e un'altrettanto estrema attenzione. È importante che sia valutato tutto il contesto del Portovecchio nella sua globalità, secondo noi, perché su questo sappiamo che ci sono delle progettualità, qualcosa è stato anticipato e che il tutto dovrà essere valutato coerentemente per non perdere l'unitarietà di una zona che, se verrà recuperata come sta in questo momento, accelerando il recupero che vediamo, non può essere pensata per pezzi distinti. Ecco, questo credo che sia la priorità.